Amici del futsal, benvenuti da parte di Samuel Miani e Marco Vagnarelli. È Futsal Day, l'ultimo Futsal Day del 2024. Tradotto, bisogna far saltare i giusti fuochi d'artificio, quelli che potrebbero protrarre il cammino dell'Occasa Falconara verso un nuovo anno, da continuare a contendersi con chi lassù sta andando veloce, velocissimo. Pescara, kick-off e tiki-taka non si fermano, e allora qui dal Pala Badiali c'è da tenere svelto il passo, o quelli adatti a volare via, lontani dai bassifondi. 11ª giornata di Serie A Fables, Occasa Falconara Audace Verona, mister Giulia Domenichetti contro mister Rosso, Citizens contro Scaligere. Sarà l'ultimo grande spettacolo di quest'anno, Marco, in una sfida alla quale Falconara ed Audace arrivano con un umore piuttosto positivo, visto la vittoria del Falconara in quel di Foligno l'ultima, ed il pari in extremis agguantato dalle veronesi contro la CMB Matera. Sì, certamente con il morale alle stelle tutte e due le squadre in questa partita che potrebbe riservare delle sorprese. Bisogna attenersi a questo copione, perché Falconara per continuare sul trend positivo che li porta verso la vetta, e comunque il Verona per cercare di uscire dai bassi fondi della classifica. Falconara che cerca la 6ª vittoria da quando è iniziato questo campionato di Serie A Fables, tradotta come la fame cronica che praticamente ha contraddistinto la formazione di mister Giulia Domenichetti dopo quella sconfitta, la prima contro la kick-off in quel di San Donato Milanese, mentre l'Audace Verona assapora il gusto di un blitz che potrebbe davvero avere valore triplicato, dal momento in cui quest'oggi sia la Lamezia che Foligno, oltre al riposo del Cagliari, si sono fermate, e dunque temi ambivalenti da una parte e dall'altra. Sarà sicuramente l'ennesima grandissima serata di grande futsal. Sul punto di battuta andrà De Cao, che si spartisce la propria metà campo giocando assieme a Verdù, Giulia Ferreira, De Angelis e a Putov. Falconara che sceglie Elpidio, Isa Pereira, Balardin, Erika Ferrara dinanzi ad Ana Sestari. Tutto pronto per, lo ricordiamo, il direttore di gara, signor La Calamita, della sezione di Bari, che sarà coadiuvato quest'oggi nelle mansioni dal signor Precai della sezione di Treviso, oltre che dal cronometrista, il signor Cannizzaro, della sezione di Ravenna. Dunque, sul pallone De Cao, autrice fin qui di 2 reti stagionali con la maglia delle veronesi, squadra che, lo abbiamo detto, a 7 punti in classifica gira al 9° posto quest'oggi in questa 11ª di Serie A, e che vuole sfruttare i diversi pit stop che hanno contraddistinto chi, come le Scaligere, è coinvolto nella lotta per non retrocedere. Intanto comincia a scaldare i motori il Pala Badiali, si parte, è iniziata Occasa Falconara contro Audace Verona. Subito pallone girato da De Angelis alla ricerca di una profondità che non viene trovata, e allora Sestari rigioca con Isa Pereira. Il pallone passando da Elpidio, ancora Isa Pereira e di nuovo Elpidio contro Giulia Ferreira. L'ex Lamettina va in pressing su Aline Elpidio, Balardin riceve da Isa Pereira e poi torna dal fattore più grande di fatto interno a questo Palavagliali, ovvero Aline Elpidio, perché l'abbiamo vista attraverso la doppietta con il tiki-taka, ad esempio, attraverso la rete in attenzione intanto Balardin, che ha provato con la puntata a sorprendere subito Verdù. Stavamo dicendo del fattore Elpidio, anche Balardin naturalmente lo è stato fin qui. Qui intanto il destro per Isa Pereira, esce De Cao, e allora il pallone diventa buono per la rimessa con i piedi ad Elpidio. Isa Pereira
Gioca con Balardin che va da Elpidio, Suolata per cercare di orientare questo pallone. Poi c'è una deviazione, ma pallone che rimane nelle grinfie di Falconara. Stavamo dicendo, Marco, della gran vittoria alla quale avevamo assistito contro Lazio all'ultimo secondo, palpitante, che poi ha dato la spinta forse a Falconara per andare a compiere quel gran successo sul campo del Foligno settimana scorsa, e che poi si è trasformato di fatto nella aritmetica certezza di poter disputare le Final 8 di Coppa Italia in primavera in quel di Bari. Sì, certamente agguantare una vittoria all'ultimo secondo ti dà quell'adrenalina e quella carica morale per affrontare le restanti partite con più grinta e più determinazione. Qui Ferrara che fa da intermedio, poi poggiandosi in coadiuvazione a Balardin su Isa Pereira. Poi c'è il break ben portato da parte di Giulia Ferreira, pallone che Vittorelli, perché gioca lei, non la spagnola, scusate, avevo in precedenza citato Verdù, invece gioca Vittorelli. Tanto Isa Pereira va da Balardin, pallone che torna verso Isa Pereira, che prova comunque ad andare verso la porta nonostante il tentativo di immolarsi ben riuscito, portato da Giulia Ferreira. Prima occasione a tu per tu di fatto con il portiere avversario per il Falconara. De Angelis si appoggia da Putov, che poi trova Decao, gran giocata di Decao che se ne va. Decao, Sestari deve industriarsi per fare una gran parata. Sì, abbiamo visto che Ferrara ha tentato l'anticipo ma non ci è riuscita, e quindi ha concesso un'occasione all'avversaria, ma la Sestari è stata attenta ed è riuscita a difendere la propria porta. Tanto qui ancora Putov che va a sbattere contro il muro doppio tra la numero 11 e la numero 21 del Falconara. Ancora Putov che suola, poi va al centro, c'è l'ultima deviazione da parte di capitana Erika Ferrara. Putov riceve di nuovo da De Angelis, poi Giulia Ferreira in parallela. All'indietro De Angelis direttamente su Vittorelli, appoggia molto bene questo pallone Putov verso Decao, che poi si riposiziona centralmente difettando un po' nel primo controllo. Allora Elpidio prova a rimettere ordine direttamente passando da Sestari, un piccolo brivido a testa dopo 2 minuti e 20 secondi di questo Falconara Audace Verona. Erika Ferrara s'accentra, poi tesse la tela assieme ad Isa Pereira ed Elpidio. Elpidio torna verso Erika Ferrara, c'è la chiusura da parte di Putov, capitana italo-brasiliana di questo Audace Verona, calciatrice ovviamente simbolo delle scaligere anche dal punto di vista proprio numerico, poiché è una di quelle che ha segnato di più per la formazione di Mister Rossi, avendo portato 3 volte il pallone in rete. Qui Zandona cerca ancora una volta Putov, che poi si chiarisce con Isa Pereira, che era riuscita nel tentativo di arginare in questa situazione la scorribanda alle sue spalle. Adesso intanto è calcio di punizione per Falconara e dunque il primo fallo in favore delle Citizens. Isa Pereira si appoggia da Ferrara e poi Elpidio, con Ferrara che porta il movimento al centro prima di distendersi di nuovo sull'auto di sinistra. Elpidio centrale da Balardin che poi riappoggia lì per Isa, grande giocata del Falconara con la sovrapposizione di Isa Pereira. Balardin gli lascia lì questo pallone e poi Decao si rivela molto utile anche in fase difensiva dopo aver scoccato al meglio l'inizio di questa gara con quella serpentina di prima. Elpidio va a sbattere contro la stessa Decao, si riparte direttamente da Ana Sestari. Erika Ferrara, movimento di Isa Pereira con Ferrara che chiama però quello di Balardin. Alla fine Elpidio, Isa Pereira riceve in mezzo a 2, poi palla verso Elpidio che va al centro. Balardin un attimo in ritardo perché Elpidio ce l'aveva messa lì la palla, Marco.
Sì, è stata una bella azione orchestrata molto bene e quell'attimo di ritardo non ha consentito a Ballardini di depositare in rete. Tanto attenzione Marco, perché De Cao strappa il pallone a Isa, 2 volte arriva il sinistro di Zandonaia con Sestari che deve dire di no in 2 tempi praticamente. Altra doppia parata magistrale della numero 1 delle Citizens. Isa Pereira va profonda da Ballardin, c'è Putto che mette giù e poi si appoggia De Angelis. Zandona al centro da Putto, cercato il corridoio verso De Cao, c'è ultima deviazione di una calciatrice in maglia falconarese e allora è rimessa laterale con De Angelis, che è una grande ex di giornata, che va a battere lasciando a Putto. Però è uno schema con la verticale che però non si realizza perché ha sbagliato in questo caso il passaggio di ritorno De Angelis. Allora può rimanovrare Falconara. Isa Pereira lascia lì da Cortez. Elpidio, pallone verso Isa che va al centro, c'è la deviazione vincente da parte di De Cao che permette a Vittorelli di arrivare su questo pallone, poi un po' precipitosamente la numero 18 di Mister Rossi destina di nuovo il pallone per Falconara. Isa trova Ballardin che aspetta il movimento di Cortez e poi ripremia all'indietro Isa Pereira, scambio tra Elpidio e Ballardin, non riceve però la numero 11 e allora rimessa con i piedi già battuta da Verona. De Cao prova ad agganciare, fa sentire il fiato sul collo Isa Pereira che si riappropria della rimessa ma la batte in maniera troppo frettolosa e allora c'è stata un'irregolarità, cambio rimessa, un approccio un po' particolare del Falconara Marco, un po' naif. Sì, non siamo abituati a questi approcci un po' così. Comunque vediamo questa azione. Tanto Isa che prova subito la smentita totale dall'altro lato verso Cortez, chiusura e siamo già di qua con Elpidio che mette fine al possibile 3 contro 1 e allora va lei da Ballardin, esce Vittorelli, tripla occasione che praticamente solo all'ultimo passaggio non si è concretizzata. Sì, come stavamo dicendo, magari manca un po' di lucidità in questi passaggi, in questi atteggiamenti. De Angelis torna da Zandona che trova un buon pallone per Putto, deve metterci del suo Elpidio al fine di evitare l'attacco al fondo della calciatrice in maglia numero 3. Corner per l'Audace Verona. Con De Angelis che trova Putto, va in porta De Angelis, c'è la scuderia portata da Pratico e Elpidio. Ancora corner, si muove Putto, deviazione, Cortez rigioca questo pallone con intelligenza sofisticatissima, allora può ripartire Falconara, Pratico che sbaglia la misura, 2 contro 1, vediamo se rimonta ancora Cortez, il destro di Putto troppo flebile, riparte Sestari, Ferrara in verticale, c'è Pratico, chiusura da parte di Zandona, il diktat è piuttosto ben chiaro Marco, ci sarà poco respiro qui al Palavagliani oggi. Sì, stiamo vedendo dei capovolgimenti di fronte, uno dietro l'altro, però dove viene a mancare sempre l'ultimo passaggio per qualche imprecisione, forse poca lucidità, non lo sappiamo. Comunque stiamo a vedere quello che succede. Sì, forse anche per questo quindi capovolgimenti su capovolgimenti, perché abbiamo assistito a qualche imprecisione tecnica di troppo rispetto all'ordinario scorrere delle cose. Intanto qui Ferrara prova ad andarsene in mezzo a 2, c'è la chiusura da parte di Giulia Ferreira e poi Zandona deve tenere questo pallone, si fa dare una mano di nuovo da Giulia Ferreira che però spreca
il passaggio all'indietro, concedendo di fatto un corner a Falconara. Batte Erika Ferrara, c'è il movimento di Praticò sul primo palo, braccata, e allora si va all'indietro da Isa. Cortés, Isa, suolata a sinistro verso Praticò, che si gira, appoggia da Cortés, poi va a occupare il centro e Ferrara prova le finte. Isa Pereira, Praticò sul secondo palo, c'è Cortés, si ripassa da Ferrara, Cortés al centro da Praticò e poi deve metterci il piedone Putov, perché questo pallone era passato, rimanendo pericolosamente a ridosso della zona di Vittorelli. Adesso qui c'è il destro di Isa Pereira che però finisce sul fondo. 0-0 dal Palabagliali, mancano 13-14 da giocare ed abbiamo assistito a tutt'altro che un avvio poco intenso fin qui. Tanto qui ingenuità da parte di Vittorelli, che impiega troppo per questa battuta, e allora questa, Marco, è un'occasione che dal nulla potrebbe diventare la più grande della partita per Falconara. Sì, potrebbe essere l'episodio che sblocca la partita, ma stiamo a guardare. Vediamo come ripone la barriera Vittorelli, che adesso dovrà cercare di fare gli straordinari da quella posizione dopo aver commesso davvero una grande ingenuità. C'è Balardin assieme a Ferrara sul punto di battuta con Praticò all'altezza secondo palo. Balardin, deviazione vincente da parte di Putov, e allora è corner per Falconara con Erika Ferrara che attende movimenti al centro verso Praticò. Questo pallone scava troppo il destro, non riesce ad imprimergli la direzione voluta. Allora rimessa dal fondo per Verona. Vittorelli alla ricerca della sua compagna neo entrata Pomposelli. Rimessa per Falconara con Balardini che ha già servito Cortés, porta sempre a raddoppio le sue calcettiste in questo frangente l'Audace Verona. Rimessa laterale già battuta da Falconara, in questo caso Ferrara si appoggia da Balardin che torna in maniera piuttosto fortuita da Erika Ferrara. C'è stata deviazione da parte di Biasiolo e quindi conseguentemente possesso di nuovo orchestrato da Falconara. Cortés, Balardin, Erika Ferrara, viene al centro Cortés, poi Ferrara prova ad andarsene nel corridoio di sinistra, gioca all'indietro questo pallone da rimessa. Balardin, le finte di Balardin che poi va al centro, c'è la chiusura da parte di Biasiolo, energica ma naturalmente con volontà di arrivare su quel pallone, dopo che Balardin ci aveva di fatto permesso di degustare del suo repertorio tecnico con quei doppi passi. Intanto Cortés che adesso si scambia con Ferrara per la battuta, arriva al sinistro di Erika Ferrara che aveva girato al di dietro della difesa scaligera, sinistro troppo fuori misura. Intanto Vittorelli che ha provato una traiettoria verso Balardin, verso Biasiolo. Di nuovo possesso Falconara. Erika Ferrara, Balardin, Cortés al centro adesso Balardin per dare l'1-2. Erika Ferrara, riuscita la giocata Falconara, ancora Erika Ferrara che poi va giù, e questo è calcio di punizione causato da Giulia Ferreira. Movimento scolastico per uscire da questa situazione con l'1-2 del Falconara, e poi Erika Ferrara ha continuato a metterci del suo con quella giocata, Marco. Sì, ha fatto una grandissima giocata e
La giocatrice del Verona ha messo giù il piede, ormai era saltata e quindi è andata in contatto con la giocatrice falconarese e ha creato questa occasione su punizione. Secondo fallo dunque in favore delle Citizens con Ballardin che si allontana dal pallone, lascia Erika Ferrara, la parata di Vittorelli, poi non riesce ad agganciare questo pallone, c'è stata un'ultima deviazione delle falconaresi, allora il baricentro del Verona si sposta tutto verso la metacampo offensiva, si è già però dalla parte di Vittorelli che quasi qui, senza alzare lo sguardo, manca un'assistenza che sarebbe potuta essere davvero più pericolosa. Ballardin prova ad andarsene, Ballardin, e poi c'è la chiusura però di Giulia Ferreira. Pallone verso Cortés che impatta con il destro, questo pallone troppo alto. (11:37 da giocare), 0-0 al Palavaglia in questo Palavaglia pre-natalizio. Fin qui sta regnando la pace tra Occasa ed Audace Verona. Cortés va da Elpidio, Isa Pereira deve controllare questo pallone che poi Cortés però direziona fuori misura dal lato occupato da Elpidio. Giulia Ferreira dall'altro lato contro Cortés che si frappone tra lei e il pallone. Elpidio l'ha vista, c'è l'intervento di Putov, ancora Putov. Giulia Ferreira si sgancia verso il centro dopo aver scaricato il pallone. Pomposelli, Putov, di nuovo Pomposelli, eccola la numero 3 chiamata a ricevere, poi di nuovo Pomposelli, Cortés, Isa Pereira e va in porta con il destro e allora la rompe lei la pace al Palavaglia. 1-0 per l'Occasa Falconara col 7° centro in campionato di Isa Pereira. Gran gol di Isa Pereira che ha piazzato questa palla all'angoletto sfruttando il velo della compagna di squadra che ha attraversato l'area davanti al portiere e non gli ha dato scampo. 1-0 Falconara. Esatto, e quindi Ballardin che forse ha fatto come assist in questa situazione perché oscurando la traiettoria a Vittorelli ha permesso a Isa Pereira di pescare una zona d'ombra e fare 1-0 per le Citizens. Cambia il parziale al Palavaglia e adesso Putov che prova di vincolarsi dalla marcatura. C'è la chiusura altrettanto di Isa Pereira. (10:30) e si è sbloccato il parziale qui al Palavaglia. Intanto solito schema del Verona, in questo caso portato sia da Putov che da De Angelis come in precedenza, tra le cose perché l'avevano messo sotto forma d'azione anche precedentemente le due compagne in quel lato del campo. Qui Pratico che riceve questo pallone da Elpidio, rimane lì la sfera. Pomposelli può mettere fine al forcing del Falconara. Ferrara si rimane nella metà campo delle veronesi con Elpidio raddoppiata da Putto e Giulia Ferreira ancora rimessa con i piedi che permetterà all'Occasa di continuare a tenere il pallino. Elpidio verso Erika Ferrara, spinge questo pallone verso corner Vittorelli. Va Elpidio la battuta verso Isa col pallone che resta lì e allora lo rimette in buca d'angolo. Isa Pereira doppietta in meno di un minuto. 2-0 per l'Occasa.
Sì, hanno concluso questa azione con uno schema d'angolo praticamente dove si è fatta sorprendere la retroguardia veronese e Pereira si è inserita e ha insaccato per il 2-0. 1-2 bruciante per le veronesi, che adesso quindi sfruttano il time out dopo aver preso davvero un gol dopo l'altro veramente pesante, come sta urlando il Palavaiali per 2 volte. Isa Pereira ha pensato a vantaggio e raddoppio. Ultime indicazioni di Rossi, che utilizza i 30 secondi ulteriori al fischio che è già arrivato. Adesso questo è quello definitivo, se non andiamo errati, e si potrà ripartire dal 2-0 in stretta successione che ha caratterizzato questo di fatto 10° minuto di gioco, perché tutto interno al 10° è arrivato il 2-0 di questo Casa Falconara. Batte Pomposelli all'indietro, vediamo come riordina le carte l'Audace Verona. Elpidio, anticipo su Giulia Ferreira, continua ad asfissiare le scaligere, il pressing del Falconara in questa fase. Praticò, si riappoggia da Isa Pereira, di nuovo all'indietro da Erika Ferrara, che poi torna da Elpidio, temporeggia la numero 11 passando da Isa Pereira, che ha ricevuto da Ferrara. Ecco il velo per la numero 21, che prova con le finte, poi perde un pallone pericoloso contro Giulia Ferreira, che però fa altrettanto contro Praticò. Serie di duelli infiniti, e allora calcio di punizione nella quale sfocia un po' il tutto, intensità davvero rilevante qui al Palavaiali, Marco. Sì, questo è un fallo che si è cercato molto bene, perché comunque si era inserita bene, ha protetto palla e c'è stato questo contatto e quindi l'arbitro ha fischiato fallo per Falconara. Adesso va Elpidio sul punto di battuta, con Praticò che scambia la sua posizione con Erika Ferrara, pronta ad uscire. Erika Ferrara, c'è stato il fischio per un blocco, credo portato proprio da Praticò a questo punto, perché in questa situazione ha switchato il suo ruolo con quello di Ferrara, che poi andando ad uscire, qui intanto intervento durissimo che scaturisce nella munizione per capitana Erika Ferrara. Anche in questo caso naturalmente volto esclusivamente a cercare il pallone, sfera che era piuttosto alta e quindi di conseguenza ha alzato un po' il gambone sinistro. Erika Ferrara andando a colpire fortuitamente un'avversaria. Primo fallo in favore delle veronesi e primo giallo di fatto della gara. Putov sul punto di rimettere in gioco, si appoggia da De Angelis. Zandona nello stretto, poi cerca il secondo palo. Dall'altro lato Pomposelli chiede scusa perché non aveva nemmeno preso in carico l'idea di andare ad attaccare un pallone che Zandona aveva ben messo verso il solito mortifero secondo palo. Isa Pereira si appoggia da Ballardin, che ritorna da Isa Pereira in avvitamento, ha cercato di piazzare alle spalle di Vittorelli. Davvero è una factotum Isa Pereira, Marco. Sì, si è inserita al centro dell'area con una palla che Ballardin aveva messo con il contagocce e per poco non sorprendeva l'estremo difensore del Verona. Buona azione
che comunque sia è il risultato di una pressione alta del Verona, che ha lasciato lo spazio dietro le spalle, e l'intelligenza di questa giocatrice come Pereira, che di andare alle spalle come inserimento ha prodotto quasi il gol per il 3-0. Eh sì, intelligenza, istantaneità, tutte armi che ha messo in mostra in questa situazione Falconara per arrivare direttamente alla sua da Isa Pereira, che qui scodella questo pallone da Ballardin, di ritorno da Praticò che appoggia da Elpidio, e qui stavamo per assistere davvero alla masterclass del Falconara. Sinistro deviato e corner, tutto davvero molto molto bello qui al Palavaiali. Elpidio si appoggia da Isa, che cerca un pallone a metà tra un passaggio e un tiro, può ripartire Verona. Occhio a Zandonà che si ferma, poi cerca le finte, Praticò commette fallo, ammonita anche Praticò, e forse in questo caso un po' eccessivo il giallo, Marco. Ma sì, sicuramente ci sarà stato un contatto, ma mi sembra un po' eccessivo questo giallo, però se l'arbitro era lì vicino, ha giudicato così, e forse avrà visto meglio di noi. Dunque, calcio di punizione da zona piuttosto interessante. In questo caso Verona che fa densità al centro dell'area, ma che va direttamente in porta con il destro di Pomposelli. Isa Pereira prova ad evitare la pressione, Ballardin cerca di rincorrere questo pallone fino all'ultimo, non può nulla perché esce rimessa laterale in favore di Verona. 8:03 da giocare nel cronometro del signor Cannizzaro, e Zandonà che si appoggia all'indietro. Cortés arriva a mettere fine alle volontà di Decao. Ballardin, Isa Pereira. Cortés chiama il movimento di Elpidio che arriva, controllo orientato verso il centro di Elpidio, che poi lascia lì per Isa Pereira. Troppo alto in questo caso il destro comunque potente di Isa Pereira. Vittorelli chiama lo schema in uscita da pressione, trovando Arakawa che non riesce ad agganciare questo pallone. Appena entrata calcettista giapponese. Isa Pereira si appoggia da Ballardin, che poi vuole Cortés, che gli fa cenno comunque con il viso di aver avuto un'ottima idea, non è riuscita nelle intenzioni. Rimessa per Verona. Pressione asfissiante davvero di Falconara in questa fase. Ballardin, Elpidio, Cortés da Isa Pereira. Elpidio, deviazione di Arakawa. Isa Pereira si prende l'ampiezza del campo all'indietro prima di cercare nuovamente Cortés. Ballardin tra le linee, ritorna di prima da Cortés. Isa Pereira, Cortés, Isa Pereira. Fallo sul contromovimento con cui Cortés stava divincolandosi, in questo caso da Zandonà. Terza ammonita della sfida. La classe 2004 di Mister Rossi. Va Cortés che appoggia da Isa, contromovimento, Isa al centro, deviazione ultima da parte di Decao, corner dalla quale va a battere di nuovo Letizia Cortés. Di ritorno da Elpidio, c'è una deviazione, il pallone rimane buono per Isa Pereira che torna a Sestari. Cortés, di nuovo Cortés da Elpidio, 1-2, Elpidio verso il centro, chiusura da parte di Decao, poi ha cercato in questo caso Zandonà di tenere il pallone ancorato a se stessa, non c'è riuscita. Possesso nuovamente di Falconara. Isa Pereira al centro,
Vittorelli di prima appoggia da Arakawa. Putov, Zandona prova ad andarsene con la giocata di Fino, raddoppio Ballardin Cortés che scaturisce nella rimessa per le veronesi con De Cao che prova a prendere campo. C'è l'intervento di Isa Pereira e conseguentemente anche quello di Giulia Domenichetti, che ha chiamato il time out sfruttando l'ultima deviazione della De Cao per andare ad indicare alle proprie citizens le modalità migliori per continuare a condurre questi ultimi 6 minuti e 7 secondi nel cronometro, cercando ovviamente di aggiungere qualche unità al risultato. Falconara che dopo il doppio vantaggio, Marco, è salita completamente in cattedra. Sì, sta cercando di amministrare questa partita facendo girare molto la palla e cercando l'imbucata giusta al momento giusto, come nel caso della munizione della giocatrice del Verona, che aveva lasciato quello spazio dietro le spalle e davanti al proprio portiere. Adesso arriva il fischio e dunque è finito il tempo dei time out, perché Verona ne ha già utilizzato uno a ridosso di quel destro-sinistro, se così possiamo chiamarlo, che l'ha mandata all'angolo al 10° minuto. Adesso Falconara rimette in gioco dopo aver sfruttato il minuto di ricognizione. Isa Pereira si appoggia da Ballardin che aggancia questo pallone con la colla attaccata ai piedi e torna da Isa Pereira. Cortés porta al centro, poi trova Ballardin, è una palla straordinaria che però questa volta Ballardin non aggancia. Sì, secondo me è complice una leggera deviazione dell'avversaria e ha messo fuori causa Ballardin. Intanto scusa Marco, perché ritorna in possesso Ballardin che va da Elpidio, tocco sotto, deve uscire Vittorelli che dice di no ad Aline Elpidio, è la sua volontà di centrare per la 9ª volta il gol stagionale. Va a battere il corner Aline Elpidio, Ballardin, Isa Pereira, Elpidio, pressione portata da Maretti, pallone che si impenna fino a Isa Pereira che ci mette il puntone per cercare di prendere il tempo a Vittorelli. La cosa riesce, il pallone però è fuori misura. De Angelis, ancora lei, va da Putov, Elpidio un po' disordinatamente torna da Verona il possesso del pallone. De Angelis, De Cao, De Cao, De Cao contro Sestari che esulta dopo la parata perché De Cao c'era arrivato su questo pallone e quindi ha dovuto calcolare i tempi dell'uscita. Anna Sestari. Sì, abbiamo visto questo inserimento della giocatrice del Verona che ha preso le spalle al video e Sestari come di suo ci ha messo una pezza. Intanto Giulia Ferreira all'indietro da Vittorelli, chiama il pallone Putto ma si passa da Maretti che non può ricevere, può battere velocemente Falconara, poi Maretti rimette subito a posto la posizione e allora non c'era quello spazio, si ripassa da Erika Ferrara. Cortés fino al fondo, cerca il pallone centrale, ultima deviazione che non diventa corner, ma una rimessa che gli assomiglia molto. Isa Pereira intanto ad incrociare ad un passo dal gol del 3-0 con la solita dirompenza al momento del tiro di prima intenzione. Uscita cercata da Giulia Ferreira, non coglie questo movimento De Cao e allora continua quello che di fatto stavamo dicendo anche prima, dal 2-0 in poi è davvero un monologo del Falconara. Intanto Ballardin ha provato con l'inserimento ad andare di prima su un pallone telecomandato di Cortés. Putov si appoggia da
De Cao, poi Giulia Ferreira contro Cortés. Si accontenta della rimessa laterale in maniera anche piuttosto comprensibile Verona, perché con 3,50 ancora da giocare è un Falconara che sta davvero schiacciando le scaligere. Si deve anche pensare a come poter gestire una partita tutt'altro che semplice qui al Palavaglia. Qui 1-2 che non viene raccolto in questo caso dalla De Angelis. È entrata Gaspari intanto per Falconara e va a toccare il primo pallone della sua gara. Sovrapposizione di Gaspari. Ferrara un po' in ritardo compie questo passaggio, poi ne fa uno straordinario per Cortés che in due tempi non riesce a battere Vitorelli, che deve dire di no al gol del 3-0 di Falconara. Cortés all'indietro da Erika Ferrara. Deviazione e ancora in avanti Locasa con Isa Pereira che aspetta movimento di Ferrara. Tiro che va ad impattare con De Cao. Allora Capitan Ferrara che torna da Isa Pereira mantenendo il controllo del pallone per la sua casa Falconara. Erika Ferrara. Cortés allarga in parallela da Isa. Cortés sterza contro De Cao. Ancora Cortés non ingaggia definitivamente il duello. Si ripassa da Isa Pereira che torna da Gaspari. Ancora Gaspari. Cortés. Gaspari senza rischiar nulla da Isa Pereira. Cortés torna da Isa. Poi deviazione da parte di Giulia Ferreira e c'è stato il tocco di Pereira, o meglio no, quello di braccio di Vittorelli, che quindi termina così il suo match. Uscita mal portata da Vittorelli che tocca con le mani e allora è espulsione per l'estremo difensore classe 1997. Io Marco non vorrei aver avuto un'impressione diversa, ovvero quella che sia stata a toccare proprio Giulia Ferreira in questa situazione. Comunque espulsa Vittorelli e dunque adesso sarà durissima per Verona. Isa Pereira che lascia lì per il sinistro di Aline Elpidio che prende la mira e mette sul secondo palo il nono centro in campionato per il 3-0 dell'Occasa Falconara. Sì, schema di punizione su punizione comunque facilitato dall'inferiorità numerica del Verona e quindi 3-0 per Falconara. Giulia Ferreira prova a non farsi anticipare da una Balardin tarantolata, guadagna la rimessa laterale. Elpidio come urlato da tutto il Palavaiali, per lei nono gol in questo campionato, nella quale sta vestendo la pelle di una che sa fare tanti gol molto molto decisivi. Adesso ha messo la ciliegina sulla torta di un secondo tempo davvero condotto in maniera crescente dal Falconara. Isa Pereira arriva al sinistro, giocata di Elpidio, poi due volte molto brava Giulia Ferreira, scocca al destro, il pallone esce però in rimessa dal fondo. Caparbia in questo caso la calciatrice ex Royal Lamezia. (1:43 da giocare), 3-0 dal Palavaiali, con Isa Pereira che cerca l'imbucata per Balardin, deve immolarsi De Angelis al fine di evitare
guai più seri. Isa Pereira, Elpidio va da Balardin, praticò, prova a guadagnare qualche metro smarcandosi da Putov, che però non glielo permette. L'ultima a toccare è stata lei, rimessa laterale per l'Audace Verona. Pomposelli porta verso il centro e poi Putov. Pomposelli orienta questo pallone molto bene dal lato di centrale, coperto da Giulia Ferreira. Pomposelli, gran palla di Pomposelli dall'altra parte per Giulia Ferreira, che poi sbaglia la misura per servire De Angelis, e qui dal nulla Pomposelli aveva praticamente messo in porta un 2 contro 1 magistrale. Grande pallone ancora di Pomposelli, poi calcia Giulia Ferreira senza premiare il movimento portato dalla numero 2, che per 2 volte in stretta successione davvero aveva fornito 2 palloni davvero taglienti a dir poco. Elpidio, Isa Pereira, Balardin, intervento durissimo da parte della De Angelis, che poi si scambia qualche veduta con appunto Balardin. Elpidio, Isa Pereira, Balardin, contromovimento e poi pallone cercato verso di lei da Elpidio, chiusura di De Angelis. Rimessa Verona su quel tentativo di pressione portato da Giorgia Balardin. Bello scambio qui nello stretto, poi Pomposelli manca con un passaggio che avrebbe potuto trasformare il tutto in qualcosa di molto più pericoloso. I signori La Calamita e Precai decidono che non c'è più tempo, almeno per quanto riguarda la prima frazione. Si va a riposo sul 3-0 e nel secondo tempo ci sarà una montagna da scalare per Verona, Marco. Sì, certamente dovrà riorganizzare le idee e cercare di fare qualcosina in più, perché ha avuto un po' un approccio un po' con un attacco un po' sterile davanti a Sestari. Ha avuto alcune occasioni per poter segnare, però è stata poco incisiva sotto rete.
Bentornati al Pala Vaiali sul punto di battuta. Balardin che rigioca all'indietro da Isa Pereira. Si riparte Marco dal 3-0 per l'Occasa Falconara. Dopo la doppietta di Isa Pereira è arrivato il terzo gol di Elpidio, nel quale c'è stato quell'episodio che adesso abbiamo avuto modo di rivalutare con le biglie ferme. Intanto attenzione a Pereira che ha scoccato il destro, intervento straordinario da parte della neoentrata Verdù. Stavamo dicendo, lì l'espulsione si è concretizzata a seguito del contatto tra Isa e Vittorelli e non per un tocco di mano come avevamo detto in un primo momento, con ogni probabilità. Comunque la sostanza è questa: 3-0, dalla quale si riparte in questo secondo tempo, che diventa una montagna difficile da scalare per Verona e che Falconara non deve assolutamente sprecare. Sì, certamente deve cercare di amministrare questa partita, questo vantaggio, senza comunque calare di intensità, ma continuando con questo giro palla asfissiante che gli sta portando questa vittoria, e come adesso vediamo queste giocate comunque di pregevole fattezza. Intanto Elpidio che torna indietro da Isa. Erika Ferrara, vietato abbassare dunque la soglia della tensione in questa seconda frazione per le falconaresi. Qui intanto Ferrara lascia scorrere un pallone sul quale però non c'è nessuno di dietro di lei. Verdù. Elpidio, Balardin con ordine da Isa Pereira che torna dalla numero 7, poi movimento dietro le spalle di Giulia Ferreira, che diventa la quarta ammonita della sfida. Abbiamo visto prima venire ammonite Ferrara e Praticò per il Falconara. Mentre a Zandonà adesso per Verona si è aggiunta Giulia Ferreira e Elpidio. 1-2 con Isa Pereira che poi trova Ferrara. Ferrara tu per tu con Verdù. 4-0 con il destro dolcissimo di Erika Ferrara. Sì, ha fatto questo colpo di biliardo con il destro, non il suo piede più forte, ma Erika Ferrara ci ha deliziato con la sua bravura, e come in questo caso fintando con il sinistro e segnando con il destro. Eh sì, tutto di una pulizia tecnica davvero straordinaria per Falconara, a partire da quel doppio 1-2 nello stretto che avevano portato assieme Elpidio e Isa Pereira, finendo poi per questa giocata con cui praticamente Ferrara ha bruciato i tempi di uscita di Verdù. 4-0, riparte nel migliore dei modi il secondo tempo del Pala Vaiali per l'Occasa Falconara. Balardin scambia con Isa Pereira, Elpidio perde questo pallone, poi va giù Puttow, non c'è nulla secondo il direttore di gara. Allora si ripassa dal possesso veronese. Erika Ferrara, Isa Pereira, Balardin, Isa Pereira, dietro di lei Ferrara, appoggio più vicino con Balardin che porta lei la sfera verso l'auto di sinistra. Di nuovo Isa Pereira, pallone al centro da Erika Ferrara, Elpidio all'indietro da Isa Pereira, poi Erika Ferrara che in un primo momento, Marco correggimi qui, ha pensato alla cilena, direi. Sì, dalla postura, dal linguaggio del corpo sembrava che voleva tentare quella giocata, poi invece ha provato con la nuca a sorprendere l'estremo difensore del Verona. Proprio con il linguaggio del corpo ci stava per dire che avrebbe voluto fare quello. Intanto attenzione a Balardin che lascia questo pallone sterzando su Giulia Ferreira e alla fine con grande sportività lo destina a una semplice rimessa laterale, perché Pomposelli era rimasta in terra nell'occasione precedente. Applausi a scena aperta per Balardin davvero. Adesso Verona che gli riconsegnerà il pallone, io credo. Esatto.
Ballardin, Isa Pereira, Sestari, Ballardin, Elpidio non riesce a tenere in campo questo pallone. Pomposelli lo addomestica per andare con la rimessa con i piedi. De Angelis, Pomposelli non aggancia, anzi scusate, Puttov non aggancia questo pallone. Erika Ferrara torna da Elpidio e va ad occupare il centro. Qui 1-2 di difficile riuscita tra Elpidio ed Isa Pereira. E allora Pomposelli che gioca direttamente in verticale, la rimessa con i piedi, mentre rientrano Cortés e Gaspari per l'Occasa Falconara. Isa Pereira per vie centrali da Ballardin, poi arriva commettendo fallo ed andandosi a prendere l'ammonizione. Entrata dura di Isa Pereira, giallo per la portoghese. Terza moneta tra le fila delle falconaresi dopo Ferrare Praticò. Adesso calcio di punizione da posizione più centrale possibile per Zandonà. Biasiolo si appoggia da Puttov, poi va a occupare il secondo palo. Ballardin mette ordine passando da Isa Pereira e andando ad occupare il vertice più alto del campo. Gaspari prova a difendere questo pallone da Biasiolo, l'ultima a toccare è stata Gaspari. Allora Biasiolo gioca all'indietro, andando a ricevere questo pallone. Palla verso Puttov, dice di no Gaspari a questo tentativo di infilata veronese. Biasiolo, Zandonà prova l'1 contro 1 prima di affidarsi a Puttov che torna indietro da Decao. Biasiolo, bella uscita qui del Verona con Puttov che conduce fino a servire all'indietro Decao. Zandonà dall'altra parte rispetto alla zona precedentemente occupata. Isa Pereira strappa questo pallone alla sua avversaria, poi Decao, e adesso Verona con potenziale 3 contro 3 e Decao che va fino al fondo. Sestari rimette di prima questo pallone per il contropiede falconarese. Cortés serve Gaspari, Gaspari all'1 contro 1 contro Puttov, Gaspari col destro, Verdù con la parata bassa in corner. 1 contro 1 di Gaspari contro Verdù, è proprio Gaspari che va a battere all'indietro da Ballardin, che aveva impattato un po' come contro Foligno questo pallone, andando molto molto vicino allo spazio sotto l'incrocio dei pali, difeso dalla Verdù. Biasiolo cerca in maniera difficoltosa di controllare un pallone che poi riesce a tenere, guadagna la rimessa con i piedi. Isa Pereira in anticipo su Zandonà. Isa Pereira, Gaspari che prima si era persa l'uomo e c'è stata la chiamata al dovere portata in maniera molto altisonante di Sestari, Marco. Ma mi era sembrato che stava per uscire perché era stato chiamato il cambio, ma probabilmente il mister gli stava dicendo comunque di finire l'azione, invece lei non si era accorta dell'inserimento della giocatrice avversaria. Qui prova ad uscire Biasiolo, pressione di Cortés che scaturisce
nella rimessa con i piedi, battuta verso De Cao, calcio di punizione in favore di Verona, ammonita già Isa Pereira, che qui naturalmente ha un po' rischiato, anche se naturalmente gli estremi per la sanzione in questo caso erano ben lontani dall'effettività delle cose. Intanto qui Biasiolo e Elpidio, rimonta la numero 28, poi momento un po' confusionario con il pallone che deve essere pulito da Cortés. Isa Pereira prende il campo, spazio per Elpidio che però non aggancia questo pallone, stava prendendo forma un 2 contro 1 nel quale Praticò poteva andare a coprire le vesti del secondo palo. Biasiolo, brava con la sterzata e poi il pallone dall'altra parte. De Cao perso un attimo in questo caso la Zandona. Cortés mette ordine attraverso la rimessa laterale. Balardin, Cortés, Elpidio, pallone chirurgico di Cortés, poi De Cao che facendo valere il fisico spinge fino al fondo Alin Elpidio. Zandona arriva a ricevere, numero 11 nel traffico, poi non riesce ad andarsene dalla pressione magistrale portata da Falconara sulla portatrice di questo pallone. Balardin, Cortés si ritrova la sfera dopo l'intervento di Biasiolo. Praticò, sterza, s'appoggia da Elpidio. Balardin con le finte, Balardin va a sbattere contro la barriera di Putto, poi va al centro da Praticò, cambio rimessa perché ha battuto commettendo un'irregolarità anche Giorgia Balardin. Biasiolo, De Cao mette giù questo pallone, bella uscita del Verona. Elpidio mette il veto finale e permette a Falconara di ripartire con Praticò che serve Cortés, lascia lì l'avversaria. Cortés, c'è il fischio per l'intervento su Praticò che è rimasta in terra piuttosto dolorante. Io credo che abbia dato cumulativo o corner semplicemente per Falconara. Io non ho visto gesti da parte dei direttori di gara volti ad assegnare il cumulativo. Comunque Balardin è andata a schiacciare troppo questo destro dallo schema che l'aveva vista arrivare su quel pallone. Cortés sullo stretto, Verdù, lunga da De Cao, Praticò che si sostituisce da pivot a centrale della difesa di questo Falconara e mette in rimessa questo pallone. Zandona all'indietro, adesso è un momento in cui Verona sta cercando in qualche modo di tessere la tela che potrebbe riaprire questa sfida. Lo ricordiamo, 4-0 al Palavaiali, 11:57, errore di Ferrara, arriva Biasiolo, riparte Elpidio che prova ad andarsene. Ferrara va ad incaricarsi della battuta. Elpidio, Balardin, scusate, eccola Erika Ferrara che riceve sulla parallela rispetto a Balardin che adesso è venuta qui incontro, perde questo pallone contro Biasiolo, può partire Biasiolo contro Sestari che però tiene ferma questa sfera. Prestazione, io direi, stra in crescendo della Biasiolo, Marco, in questo frangente della gara.
Sì, è diversi minuti che è salita in cattedra per la sua squadra e sta facendo delle ottime giocate, come in questo caso, dove si è messa in proprio, ha preso palla, è andata verso la porta e ha provato anche la conclusione per impensierire la Sestari. Prova a suonare la carica, dunque la numero 28, qui dando il pallone verso Praticò, che schiaccia il destro, poi torna da Ferrara che gli riconcede questo pallone, si coordina Praticò e quasi di poco non riesce ad impattare questa sfera che gli era stata riconsegnata da Erika Ferrara al volo. Praticò porta questo pallone verso l'out di destra, poi si riaccentra, intervento da parte di Putto. Errore della Zandonà, Elpidio, Erika Ferrara con il pallone che è uscito e dunque spreca questo possesso Falconara. Giulia Ferreira, Verdù, bella palla di Verdù verso Zandonà che va in porta con il sinistro, non riesce a prendere le misure per andare ad impensierire Ana Sestari, che adesso rimette in gioco con la subentrante Isa Pereira. Ballardin al centro, Isa Pereira che però non può ricevere questo pallone, allora si fa il giro da Ballardin che adesso può andarlo a ricevere in profondità. C'è la chiusura di Putov, davvero Ballardin che non compie mai un movimento casuale. Cortés torna da Praticò, pallone di seconda da Cortés, può ripartire De Cao, Isa Pereira va a chiudere Gaspari e poi si appoggia da Praticò, attenzione al 2 contro 1 per Falconara. Cortés con Praticò, Praticò va da Cortés, strozza troppo questo passaggio che forse poteva fare con il piede forte in questo caso, Marco. Vabbè, sì, lì sono attimi che devi prendere una decisione e probabilmente col senno di poi poteva fare meglio. Praticò tra le linee, Putov schernisce l'iniziativa, poi Giulia Ferreira provato ad andare in porta, c'è il muro innalzato da Isa Pereira, 9:47 ancora da giocare, 4-0 per l'Occasa Falconara, con un Verona che, come ci suggerisce il nome, davvero si sta cercando in maniera audace di mettere in gara Sestari. Appoggio su Cortés, Isa Pereira finge di andare lunga, poi temporeggia e lascia il compito di accentrarsi a Praticò. Adesso di nuovo Isa Pereira. Gaspari aspetta un movimento di Cortés che però non arriva. Cortés a ingaggiare il duello con Giulia Ferreira, è l'ultima a toccare la calciatrice di Giulia Domenichetti. Qui giocata cercata da Zandonà, Gaspari con un pallone un po' pericoloso che però si spegne semplicemente in rimessa laterale per le veronesi. Lascia lì con una gran giocata Pomposili, Putov deve distendersi per mettere la parola no su questo sinistro di Putov Sestari. Ballardin, Isa Pereira, Gaspari sterza al centro, poi cerca di andarsene a due avversari. Ballardin che calcia forte questo pallone verso gli spalti, niente di registrabile, è andata a scusarsi con il tifoso che occupava la zona calda del Palavaiali rispetto a tifo. Ballardin va in pressione su questo pallone Cortés, Zandonà lo serve a Giulia Ferreira che passa da Putov. Ancora Giulia Ferreira.
Pomposilli cerca un aggancio difficile. Zandonà, Cortés, ancora lei da Isa, qui manca il movimento. Balardin ha cercato il destro Pomposilli. Adesso time out chiamato da Mister Rossi, che probabilmente sta intravedendo lo spiraglio in questo momento di apparente stasi, Marco, per cercare di entrare in gara. Quel Palavaglia. Sì, sta dando indicazioni alle proprie ragazze per cercare una soluzione per rientrare in partita, per riaprirla, e forse sta pensando anche a portiere di movimento, staremo a vedere. 8-12 da giocare qua al Palavaglia e quinto di movimento, che naturalmente potrebbe essere una delle carte per questo Verona, anche perché il tempo scorre. 4 distanze dal Falconara al Palavaglia non sono cosa da poco, e infatti era esattamente così, con De Angelis che va a ricoprire il ruolo del power play. Pomposelli, appoggio da Giulia Ferreira, che aveva cercato Maretti. Adesso Putov, eccola De Angelis per la prima volta a toccare questo pallone con la casacca del quinto uomo. Putov, De Angelis, torna da Putov, Pomposelli al centro, De Angelis fa il giro di nuovo da Putov. Pomposelli, giocata nello stretto di Giulia Ferreira, deviazione ammonita ed espulsa Erika Ferrara. Perché io credo nel tentativo di immolarsi, questa volta sì, c'è stato un tocco di mano. Penso di sì, non sono proprio convinto, però a questo punto comunque l'arbitro era lì a 2 metri e sicuramente ha visto meglio di noi. Eh sì, perché altrimenti altre irregolarità rispetto a questa situazione non ce ne vengono. Adesso lascia il campo Erika Ferrara, che sarà una grave perdita per quando si rientrerà dalla sosta natalizia, perché lo ricordiamo, il Falconara giocherà a Pescara e lo farà quindi a corto della sua capitana. Intanto il sinistro con Sestari che esce bassa. Adesso dal nulla veramente può riaprirsi questa sfida. Giulia Ferreira arriva a scoccare il mancino. Momento concitato dopo naturalmente l'espulsione della Ferrara. Adesso Falconara che deve tenere con tanta intelligenza questo pallone fino all'attimo in cui si potrà ritornare a giocare con lo stesso numero di calcettiste nel rettangolo di gioco. Putov, ancora Putov verso la giocata cercata da Zandonà, chiusura chirurgica sul secondo palo del Falconara. Putov scambia con Giulia Ferreira,
Putto, Giulia Ferreira. Verdù. E si ritorna 4 contro 3 nella metà del Falconara. Giulia Ferreira da Zandona che torna di nuovo da Giulia Ferreira. Zandona sbaglia la misura del passaggio, c'è Isa Pereira che intercede nella traiettoria. Pomposelli si accontenta di guadagnare la rimessa laterale. Putto. De Cao cercata sul secondo palo, chiusura di Balardin, Isa Pereira. Poi passaggio di prima intenzione verso il pidio che viene intercettato dalla Putto. Giulia Ferreira, pallone verso Pomposelli, poi Isa Pereira, per non saper né leggere né scrivere, fa scorrere i secondi nel cronometro. Io sinceramente in questo caso metterei anche il portiere di movimento, lo stavo utilizzando anche prima, visto che mai manca pochissimo prima che rientra il quinto giocatore per l'Ocasa, quindi proverei quella soluzione lì. Putto, intervento di Elpidio, il raddoppio con Balardini, poi prova ad andarsene in slalom ma Pomposelli gli dice di no. Allora De Cao che allarga verso Giulia Ferreira, perde l'attimo, si ripasa da Putto. Giulia Ferreira, controllo orientato verso il centro, Putto col sinistro e poi Sestari cerca Pereira che protegge questo pallone. Occhio al 2 contro 1 per Falconara. Isa Pereira, incrocio dei pali, giocata monstre di Isa Pereira che difende questo pallone, aspetta il momento per servire Cortés e praticamente trasforma l'inferiorità numerica in un 2 contro 1 davvero gigante per Falconara. Cortés, Balardin, sterza, risterza, Balardin, Verdù gli dice di no con una grande parata, io direi. Sì, grandissimo intervento dell'estremo difensore del Verona che dopo il tiro della Ballardin è riuscito a deviare in angolo. Corner per Falconara che adesso sta catalizzando, anzi no, è finito il tempo, adesso si rigioca alla pari, ma comunque ha catalizzato anche il momento di inferiorità numerica per mostrare davvero la strabordanza anche psicologica della quale gode in questo momento della sua stagione. E quindi Verona che adesso si mette il quinto uomo. De Cao spreca un po' frettolosamente un pallone sulla quale Balardin si avventa, poi lo gioca con calma da Sestari e Cortés. Isa Pereira, movimento chiamato da Elpidio, erano uscite qui le falconaresi. Isa Pereira manca il controllo per orientare il passaggio. Possesso Verona. Putto, De Angelis torna da Putto che orchestra dal lato di Maretti, poi De Angelis all'indietro, arriva Isa Pereira come un treno praticamente a dire di no alla De Angelis che adesso riceve da Putto. Sempre De Angelis sul secondo palo, c'è Giulia Ferreira, poi giocata cercata da Maretti, Pomposelli s'accentra, Pomposelli sinistro di Giulia Ferreira, qui l'aveva costruita l'Audace Verona con Giulia Ferreira che però non pesca l'angolo. Sestari rinvia da Cortés con calma all'indietro da Elpidio. Cortés praticò, Elpidio praticò, chiama il pallone profonda, non può immaginarselo Balardin che poi ne serve uno un po' a metà per Cortés. Anticipo di Cortés che poi di crocchetta va in porta, destro di Cortés. Verdù schiaccia questo pallone al pavimento e praticamente nega il 5-0 ad una Cortés che qui se lo sarebbe meritato ampiamente dopo quella gran giocata.
Putto. Pomposelli. Da Putto. Giocata di Giulia Ferreira verso De Angelis. Putto. Torna da Maretti che poi prova a vincolarsi nel traffico. Isa Pereira che poi in equilibrio precario non riesce a guadagnare nemmeno il controllo del possesso palla. C'è rimessa con i piedi per l'Audace Verona. 2:48 da giocare e parziale del secondo tempo che è cambiato solo una volta rispetto a quello del primo. La fautrice della rete del 4-0 era stata la stessa Erika Ferrara, che poi ha abbandonato il campo per via dell'espulsione e che abbiamo detto peserà molto per Falconara. Intanto giocata di Giulia Ferreira all'indietro da Putto, De Angelis, Putto. Balardin prova a escludere la traiettoria centrale a Verona, che poi perde questo pallone per un primo momento. Balardin non riesce a raggiungere Pomposelli, riceve da Giulia Ferreira che adesso torna da Pomposelli. Pallone difficile e molto pericoloso da parte di Ferreira, ma che comunque riceve Pomposelli. Sinistro di Putto, palo, poi Putto 2 volte con il destro. Si salva Falconara perché qui aveva trovato il jolly. Putto con un gran bel raso terra, Marco, direi. Sì, aveva fatto una bella giocata e per poco non accorciava le distanze. Dunque rimane tutto invariato nonostante il colpo da biliardo che per poco non andava in buca di Putto. Balardin praticò Elpidio, scusate, porta verso il centro e poi però sbaglia il controllo Cortés. Eccola uscire Praticò al posto di Isa Pereira. 4-0, 1:47 da giocare. Sensazione che però qualora l'Audace trovasse una rete nei prossimissimi secondi, un senso a questo finale potrebbe darlo. De Angelis, pressione di Cortés che poi vince la rimessa laterale, predicando la calma alle sue compagne. Sestari al centro, c'è Cortés, il Pidio perde un tempo per servire questo pallone, poi però se lo ritrova buono per girare all'indietro da Balardin. Movimento di Cortés sulla verticale, chiusura di Giulia Ferreira. Putto riceve da Giulia Ferreira. Putto, De Angelis, adesso Giulia Ferreira, Pomposelli al centro, Pomposelli, pallone verso di lei che viene chiuso da Cortés, che poi esulta come se avesse fatto il 5-0. Lascia scorrere questo pallone Balardin e tutti in avanti perché c'è il rinvio da parte di Sestari, Isa Pereira da Cortés. Parliamone, Marco, perché qui aveva provato a fare gol di tacco, non paga perché non gli era riuscito. Serve con un altrettanto tacco splendido Cortés e poi pallone che si impegna troppo. Gran giocata di Isa Pereira. Sì, è mancato solo il gol per un'azione spettacolare, un assist spettacolare da Isa Pereira. Intanto il tentativo in porta di Balardin. Pomposelli, 14 secondi da giocare, appoggio all'indietro da Putto. È incommiabile l'atteggiamento del Verona, comunque, che nonostante il passivo non ha
agito in maniera passiva appunto al countdown che adesso decreta il successo dell'Occasa Falconara per 4-0 sulle Venete, che proietta le falconaresi a 23 punti in classifica, atto prenatalizio che premia al meglio le falconaresi. Marco. Sì, ottima partita, ottima prestazione, l'unico neo l'espulsione del capitano che potrebbe influire sulla prossima partita, però questo gioco è fatto così, ci sono degli episodi e spesso gli episodi sono anche negativi. Comunque grande merito a questo 2024 di Falconara, chiuso oggi con questa bellissima prestazione e questa bellissima vittoria. Esatto, adesso si ripartirà con la Serie A Fables il prossimo 4 gennaio in occasione di un classicissimo, ovviamente, di questa competizione, che sarà niente proprio di meno che Pescara Falconara. L'abbiamo detto, l'Occasa ci arriverà priva del suo capitano, ma non per questo non sarà pronta a lanciare la sfidissima alle abruzzesi qui dal Palavaiali, con la festa in sottofondo delle Citizens. Da Samuel Miani E Marco Vagnarelli è tutto, un arrivederci ai prossimi eventi sportivi. Alla fine